Ma secondo te come si chiamano gli abitanti di Spiazzo? Piazzini? Piazzini? Spiazzesi? Piazzesi? O spiazzati? Piazzati? Vabbè, andiamo va. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Valliona, nel cuore dei Colli Iberici, e abbiamo lasciato l'auto presso il parcheggio del paesino di Spiazzo. Faremo un percorso che è un misto di due sentieri, il 65 che è il sentiero dei Frati e il 61 che è il sentiero Valliona. Questi due percorsi, noi ci troviamo qui, sono in comune per un tratto. Poi a un certo punto noi lasciamo il 61, seguiamo il 65, facciamo questo giro qui e quando riprendiamo il 61, qui, lo seguiamo integralmente in senso antiorario. Fatti pochi metri sulla strada principale, giriamo a destra su via Casamento, dove c'è anche la prima fontana di giornata, e adesso seguiamo la strada per poche centinaia di metri. Ecco, in questo punto avremo fatto 100 metri, sentiero dei Frati. Adesso camminiamo lungo l'argine. Noi seguiamo il sentiero dei Frati fino a che non recupereremo il 61 più in alto. Buongiorno. Buongiorno signor gatto. Cerchiamo la fontana dei Benedetti. È questa? Ciao. Ecco, non abbiamo trovato la fontana dei Benedetti e allora puntiamo direttamente alla prossima, cioè la fontana Canton de Napoli, che è da questa parte. E in questo punto lasciamo l'asfalto e saliamo su a sinistra per questa ripida mulattiera che ci farà salire un po' di quota. Siamo arrivati a un curioso bivio perché da tutte e due le parti c'è scritto Sentiero dei Frati, su un cartello verso destra e sull'albero con freccia verso sinistra. Probabilmente i due percorsi si ricongiungono qua sopra. Proviamo ad andare a destra. Che
È abbastanza ripido, sì. Ecco, il percorso è piuttosto ripido in questo punto. Lungo questa ripida salita siamo arrivati a questo punto in cui qui c'è un cartello con scritto sentiero modificato e anche un altro cartello bello nuovo col numero 65. Molto probabilmente il bivio che abbiamo incontrato qui sotto a sinistra portava su e veniva fuori qua, ma per qualche motivo non è più agibile. Comunque siamo sul sentiero giusto. Siamo sbucati su una larga mulattiera. Qui c'è un bivio, a destra c'è un cartello che indica il sentiero di San Germano, che è un altro di quei percorsi che si trovano da queste parti. A sinistra invece il sentiero dei Frati che facciamo noi. Libro di firme CAI 90 Vicentina. Superato l'Uliveto e Calarga, il sentiero dei Frati lascia questa larga mulattiera e si inserisce nel bosco in discesa. Si scivola? Sì. Whoa, whoa, whoa.
Siamo arrivati a un'altra delle fontane di oggi, e cioè la fontana dei Casalin. E abbiamo scoperto che siamo già sul sentiero 61, il sentiero Valliona. Però non abbiamo trovato dei cartelli nel punto in cui il sentiero dei Frati va abbandonato e si incrocia col sentiero 61. Noi presumiamo che fosse più in basso, dove c'era un cartello che forse mandava giù. Comunque noi abbiamo continuato seguendo la nostra traccia GPX e siamo arrivati qui. Poco più avanti c'è l'incrocio col sentiero di San Germano, una variante, e quindi siamo giusti sul 61. Ecco, questo è il bivio e noi andiamo giù a sinistra e adesso seguiremo il sentiero 61 integralmente fino al termine. Siamo appena usciti dalla parte più boschiva dell'itinerario e adesso iniziamo la seconda parte, quella più antropizzata, che scende giù di là. Abbiamo attraversato la strada provinciale e adesso compaiono nuovamente i cartelli. E appena imboccata la mulattiera c'è una bella tabella con scritto "Sono qui", e adesso praticamente chiudiamo l'anello così. Il sentiero 61 continua a sinistra, ma noi facciamo una mini deviazione.
Siamo arrivati nella piazza di Grancona, dove alle mie spalle c'è la chiesa. Adesso basta proseguire sulla destra della chiesa e in breve scenderemo e chiuderemo l'anello. Finita la strada, il sentiero scende giù da questa parte. Purtroppo il cartello è coperto, eccolo qua, da del materiale edilizio. Comunque qui è segnata la fontana del Pissolo. Oh, un ripidino. Ripido e scivoloso. Oh. Fontana del Pissolo, l'ultima della giornata. Esatto, c'è un tornante che scende giù a sinistra che sembra invitante, ma la strada finisce. Bisogna proseguire dritto. Siamo arrivati alla chiesa di Spiazzo e adesso un centinaio di metri ci separa dalla chiusura dell'anello. È stato un itinerario piuttosto lungo, ma perché noi abbiamo voluto abbinare il 61 e il 65 in modo da farli quasi per intero tutti e due, ma chi vuole accorciare fa solo il 61 e si risparmia circa un'ora di cammino. È tutto ben segnalato dall'inizio alla fine, tranne in un paio di punti in cui mancano i cartelli ed è conveniente avere una traccia GPX. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.